ANEP aderisce alla seconda campagna contro la violenza dei bambini e dei minori sul sollecitare le amministrazioni locali ad attivare e a formalizzare una delibera che intitoli Una via ai diritti dei bambini. Noi come ANEP siamo entrati come associazione fin dall'inizio con il tavolo regionale minori, perché crediamo appunto nel lavorare assieme a tutte le realtà che si occupano dei minori, nel senso che crediamo appunto che vadano fatti interventi tenendo presente la complessità dei problemi. Di conseguenza abbiamo aderito anche al documento fondante e continuamente stiamo portando avanti l'attività, perché l'educatore, tra le prerogative che ha come figura professionale, è proprio quella di lavorare con altri professionisti. Rispetto a tutto questo c'è il problema di noi educatori che se la Regione Veneto per tanti anni ha lavorato sul formare educatori con un profilo unico, oggi ci troviamo con vari profili di educatori, soprattutto l'ambito del sociale. Dopo la 328 del 2000 gli educatori sono stati lasciati, gli educatori come altre figure professionali dell'ambito del sociale sono state lasciate a sé stanti e facendo una miriade di professionalità diverse. Noi continuiamo a portare avanti la figura unica dell'educatore che tutela anche il cittadino e in questo caso anche i minori, perché avendo una professione con un unico profilo formativo riusciremo in questa maniera anche a lavorare in modo più coerente con le altre figure professionali e avremo la possibilità anche di tutelare maggiormente i cittadini che si rivolgono a noi.